Fare martiri vogliamo dare un contributo positivo per il centro-sinistra e soprattutto per i cittadini del Veneto. Siamo convinti che sia possibile oggi cambiare. L'Italia dei Valori, la nuova Italia dei Valori che si propone ai cittadini vuole fare questo, insomma, idee serie, concrete. Partiamo sempre da un tema fondamentale per il Veneto e per tutta l'Italia, che è quello della trasparenza e della legalità. Bisogna rompere un meccanismo che si è creato di affari tra pezzi di politica, pezzi di imprenditoria corrotta e pezzi di affaristi che devono uscire fuori dalle stanze del potere. L'Italia dei Valori può fare tanto in questo campo. Lei è un po' il Davide di questa sfida contro Golia, cosa ha nella sua fionda? Beh, la fionda è quello innanzitutto di quello che abbiamo fatto come consiglieri regionali in questi 5 anni, quindi il grande impegno per una sanità di tutti che sia alla portata dei cittadini. Oggi tanti veneti sono costretti a pagarsi la sanità, purtroppo, bisogna rivedere il sistema dei ticket. Abbiamo fatto grandi battaglie per il piccolo commercio. Voglio solo ricordare una norma che impedisce ai comuni di prendere una multa direttamente ai commercianti senza prima avvisarli. Il grande impegno per esempio nel mondo animale, abbiamo fatto abolire la caccia in deroga, quindi abbiamo fatto tante belle cose e di cui siamo fieri, e quindi questa è la nostra storia. Non ci sentiamo francamente dei Davide contro Golia. Ci sono 2 uomini e una donna che si confrontano e si confrontano alla pari sulla base delle idee, sulla base delle proposte e dei progetti. Lei è anche l'unico padovano, però cosa porterà per la provincia di Padova, che cosa ha in mente per esempio per questo territorio? Ma sicuramente un grande impegno per i giovani e le famiglie della provincia di Padova, e poi sono anche le province del Veneto, le famiglie che sono più disagiate e che stanno male. Su questo noi ci lavoreremo e faremo tantissimo come abbiamo sempre fatto. Per quanto riguarda le infrastrutture, noi siamo convinti che sul nuovo ospedale di Padova o ci sono i fondi e allora si parte, oppure è meglio continuare a ristrutturare e mettere a nome dell'ospedale che noi già abbiamo. Chiunque di noi quando costruisce una casa prima trova i soldi e sulla base dei soldi che ha costruisce in base anche alle esigenze di cui ha la famiglia. Qua siamo all'opposto, si è cambiato 10 volte il luogo dell'ospedale per liti tra leghisti che non interessano niente ai cittadini. Ecco, siamo convinti che questa politica non fa bene a nessuno. Uno dei problemi riguarda anche l'ambiente per il Veneto, cosa fare in questo senso? Beh, in questo senso il Veneto paga 20 anni di cattiva amministrazione del territorio di Galan e di Zaia, perché non è possibile che ogni volta che piove un po' di più del normale ci allaghiamo. Questo significa che il territorio è stato violentato in questi anni da costruzioni e da opere che non sempre sono state utili, non è stato tutelato. Noi anche su questo abbiamo fatto delle battaglie fortissime per la tutela dei parchi, per consentire ai cittadini di poter avere una casa e di poter anche costruire, ma nel rispetto ovviamente di quello che è l'ambiente e del rispetto della comunità. Questa è un'altra delle nostre priorità, per esempio. Indipendenza, autonomia, statuto speciale, qual è la formula futura giusta per il Veneto? La formula giusta è maggiore autonomia, parliamoci chiaro. Allora, l'indipendenza è una chimera irrealizzabile, chi lo dice lo fa solo per convenienze personali. Anche le regioni a statuto speciale, secondo noi, abbiamo un'idea diversa, cioè noi siamo convinti che vanno abolite le regioni a statuto speciale, non farne una in più, questo non risolve i problemi. Noi invece siamo convinti che il Veneto debba avere molta più autonomia, nel senso di avere una maggiore autonomia fiscale, una maggiore autonomia di gestione delle proprie risorse. Allora su questo noi faremo la battaglia, quindi il titolo quinto della Costituzione va implementato e va migliorato nel senso di un'autonomia delle regioni, soprattutto una regione come il Veneto che paga molto di più rispetto a quello che riceve, e su questo come Italia dei Valori non solo ci siamo impegnati, ma è una delle nostre priorità. Per la sicurezza? Per la sicurezza qua siamo al paradosso. Noi abbiamo un governatore del Veneto che è leghista, hanno sempre parlato di sicurezza,
poi andiamo a vedere il bilancio della Regione e quest'anno ci sono ben 0 euro. Noi siamo convinti che questo non vada assolutamente bene, però voglio dire, ci sono 0 euro per la sicurezza, però ci sono 600.000 euro per i veneti nel mondo, non per i veneti nel Veneto come vogliamo noi, ci sono 100.000 euro per le grigliate roventi, ci sono 2 milioni di euro dati alla comunicazione del governatore Zaia e potrei continuare con una lista infinita per decine di milioni di euro. Ecco, quei soldi vanno utilizzati per mettere a norma i territori, per dare risposte a soggetti con disabilità, per rispondere ai bisogni reali della gente. Bisogna cambiare verso, cambiamo politica anche in Veneto. È un'opportunità importantissima e fondamentale per tutti i cittadini se la vorranno cogliere.